Il secondo stralcio dei lavori a Palazzo Sebellin, ex sede municipale di Rossano Veneto, sarebbe dovuto essere completato a giugno, ma il restauro del palazzo continua e le impalcature sono ancora lì. In realtà, dietro quello che potrebbe sembrare un semplice ritardo nei lavori, c'è un motivo ben preciso. Questo secondo stralcio riguarda il corpo centrale di fabbrica, che effettivamente era il vecchio municipio di Rossano Veneto, e ha riguardato il rifacimento completo del tetto e dell'ultimo piano, che erano quelli più compromessi. Il ritardo è dovuto al fatto che la ditta che ha vinto l'appalto ha dovuto trovare una ditta specializzata nell'intonaco che la soprintendenza ha obbligato ad utilizzare per poter restaurare anche la parte esterna. Il palazzo è un palazzo del Settecento, non si possono usare i materiali comuni. Ricordo però a tutti che il ritardo è di 2 mesi. Ecco, 2 mesi in un'opera pubblica in Italia penso sia un successo planetario. Naturalmente è convenienza anche della ditta finire il prima possibile, ma la rassicurazione che mi sento di dare ai miei concittadini è che i lavori non si sono fermati.